Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Come state? Come avete cominciato l'anno? Qual è il clima dell'anno nuovo, anche se a livello astrologico? Bene, noi riteniamo significativo più che altro questo giorno, non tanto in realtà a livello astrologico, quello che cercavo di dire, non è il 1° gennaio a cambiare veramente l'andamento delle cose, quanto piuttosto l'apertura della primavera, e per ciascuno il proprio anno personale è compiuto al momento del compleanno, quindi quando il sole ritorna sulla sua posizione che era il momento della nascita. Buonasera, vedo che ci sono delle persone collegate che cominciano a salutare. Buonasera. Bene, vi ricordo che trasmetto contemporaneamente da 3 canali. Pertanto è probabile che vediate i vostri commenti non necessariamente nell'ordine in cui li ricevo io, quindi vi chiedo un po' di comprensione e di pazienza. Soprattutto vi ricordo, a proposito delle risposte e dell'ordine con cui rispondiamo, che non è per come compaiono, ma secondo alcuni criteri molto ormai sempre più precisi. Quindi prima di tutto che la persona che pone la domanda si trovi proprio in questo canale, magari a fare la domanda per la prima volta o a cercare di avere per la prima volta una risposta. Quindi intanto si cerca sempre di dare alle persone nuove la possibilità di avere anche loro una risposta con le sibille durante la diretta. Poi, in seconda battuta, che la domanda sia formulata in modo chiaro e contenga tutti i dati che chiediamo normalmente durante le nostre dirette. Mi raccomando, li ricordo, il vostro nome, la vostra data di nascita, che l'argomento della vostra domanda sia uno e preciso, possibilmente, quindi se scegliete l'amore, se scegliete il lavoro, l'aspetto economico, quello che è, date delle indicazioni, se siete in coppia, se siete single, se la persona che frequentate ha già un'altra situazione, oppure se state lavorando per la prima volta, se state cercando invece lavoro, se siete in un vecchio lavoro ma cercate qualcosa di nuovo, cioè date delle informazioni affinché anche venga snellito la procedura di interpretazione, altrimenti mi toccherà dire può essere questo, può essere l'altro, e perdere quindi anche tempo a scapito delle persone dopo, in attesa della loro risposta. Quindi questo è importante: nome, data di nascita, domanda formulata in modo chiaro. Se la domanda riguarda il vostro rapporto o la relazione con un'altra persona, chiaramente serve la scia energetica anche dell'altra persona, quindi il nome e la data di nascita anche di costei o costui. Ok? Bene, vedo che ci sono altri saluti, saluto tutti, sono contenta di accogliervi e di condividere questo tempo con voi in questo primo episodio del 2023. Quindi mi fa molto piacere, ecco, che siate qui in nostra compagnia. Vi ricordo che in regia c'è il Marietto Veneziano e stasera ospite Luce, questa gatta un po' invadente che ogni volta che mi trova alla scrivania vuole assolutamente venire così in grembo. Beh, è una stagione dove si apprezza comunque questo scaldottino gratis. Scherzo. Allora, bene, vedo che continuano ad arrivare delle domande, altre persone grazie, vi ringrazio. Bene, prima però di cominciare a rispondervi, vi ricordo alcune cose. Per cominciare, dove trovate il nostro materiale che condividiamo? Il materiale principalmente viene condiviso ormai dal 2015 sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito, come vi dicevo già dal 2015, si occupa di divulgare la radionica in modo gratuito. Quindi per tutte le persone che conoscono questa disciplina, ma anche per quelli che ancora non lo conoscono, tutto questo materiale ormai cresce, sempre in crescita, e è disponibile gratuitamente sul nostro sito. Non solo, non c'è solo una divulgazione della radionica, ma anche di altre dispense che troverete qua e là nelle varie sezioni, che possono soddisfare la curiosità o l'interesse delle persone
che amano tutto l'occulto, il mondo esoterico, ma in particolare la tradizione ermetico-cabalistica. Quindi mi raccomando, se amate queste discipline, potete cominciare fin da subito a scaricare il materiale e le risorse gratuite che abbiamo messo a disposizione di tutti sul sito, che ripeto, www.ilcapitano.intervista.org. Nel tempo, proprio a corredare le varie dispense che trovate nelle sezioni del sito, all'interno dei nostri canali YouTube abbiamo divulgato e distribuito, caricando tantissimi video, materiale didattico proprio a spiegazione delle varie dispense, ma anche per aiutarvi in altri percorsi che possono essere anche collegati all'astrologia, collegati alla radiestesia, quindi troverete anche una sezione dedicata ai protocolli di radiestesia attiva, troverete anche altro materiale, sia riflessioni di quello che sono le leggi ermetiche, per esempio, ma anche piccoli rituali che potete fare tranquillamente da casa in autonomia, perché sono assolutamente spiegati in ogni dettaglio. E tra l'altro vi ricordo che nei commenti probabilmente ci sono già risposte ad eventuali curiosità che potrebbero esservi rimaste sui rituali. Quindi approfittate di tutte le condivisioni che sono già disponibili e che continuano a crescere nel corso del tempo. Se questo non bastasse, abbiamo anche 2 gruppi su Facebook, i Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, all'interno dei quali quotidianamente divulghiamo e pubblichiamo link e altre risorse. Quindi per quanto riguarda la divulgazione che veramente a piene mani continuiamo a fare quotidianamente da anni, questi sono tutti i luoghi dove potete trovarci. Ci sono però anche altre nostre, diciamo così, altri nostri lavori che però sono di natura professionale, quindi diciamo a pagamento, mettiamola così. Trovate partendo da cose molto più semplici sul Giardino dei Libri, molti conoscono questo store online che anche lì da anni si occupa di tutte il materiale legato al benessere e anche allo sviluppo spirituale delle persone. Trovate quindi numerosi ebook pubblicati lì e che potete trovare o comprare, acquistare proprio tramite questo sito. È sempre sul sito del Giardino dei Libri, ma anche in tutti gli altri bookstore, quindi perfino su Amazon trovate i libri cartacei. Nel tempo il Marietto e la sottoscritta abbiamo visto alcuni nostri lavori pubblicati dalla Home Edizioni, quindi se desiderate il cartaceo perché come me siete attratti dalla lettura dei libri vecchio stile, quindi sicuramente apprezzerete queste pubblicazioni. E ovviamente nella sezione shop del nostro sito trovate tutti gli altri supporti, sostegni e qualsiasi altro insomma tipo di intervento che possiamo fare per voi di natura professionale e sempre collegato alla tradizione ermetico-cabalistica. In sovraimpressione vedete il ciondolo. Questo ciondolo sefirotico ha già da sé lo scopo di riequilibrare, di propiziare, armonizzare ogni ambito della vita, in quanto ognuna di questi cerchietti che vedete disegnati e raffigurati nel simbolo in sovraimpressione raffigura un livello di coscienza o una schiera angelica. Vi ricordo che volgarmente o banalmente, in modo semplificato, li definiamo angeli, tutti i volti del divino, e quindi anche tutte le sue emissioni, emissari, ma in realtà esistono tantissime schiere. Gli angeli sono una schiera, gli arcangeli, troni, serafini, virtù, potestà, cherubini, eccetera. Quindi diciamo che in realtà queste intelligenze sono tantissime e ciascuna riveste un ruolo e un compito nell'ecosistema cosmico. Quindi se sarà necessario dare un contributo
già forte, questo ciondolo vi sarà sicuramente d'aiuto, perché oltre questo è lavorato e programmato per avere e realizzare ben 9 livelli di protezione. Quindi immaginate da quante cose è importante difendersi quotidianamente, pensate solo a pensieri autoindotti, ma anche pensieri che appartengono ad altri, che raggiungono i nostri corpi sottili, il nostro piano mentale, in qualche modo ci condizionano direttamente o indirettamente. Pensate anche a quei rapporti nocivi, alle persone che vi deprivano delle vostre energie, quindi al fatto di non avere una barriera, una difesa, quanto e quali livelli di ostacolo può generare tutto questo. Quindi lavoriamo anche per allontanare malintenzionati, tagliare rapporti che ormai non hanno più nulla di buono per noi, e quindi sono tantissimi appunto questi aspetti che sono stati tenuti in considerazione nella lavorazione del ciondolo. Inoltre il ciondolo è programmato anche per ripristinare gli equilibri dei corpi sottili, dei chakra, dei meridiani, rinforzare il campo aurico, caricare di magnetismo la persona affinché appunto non vada mai in quelle forme di esaurimento fisico e psichico che a volte purtroppo anche ciclicamente nell'arco della vita possono colpirci. Ma non solo. Inoltre, a completamento, come se non bastasse tutto quello che è stato fatto, sono stati caricati anche un piccolo talismano di Giove, e purtroppo spesso mi dimentico di dire che c'è anche il Sator, quindi una protezione, come dicevo, fra i 9 livelli estremamente importante per rafforzare tutto quello che viene costruito nel corso del tempo, ma anche a livello fisico, essendo Saturno associato proprio al corpo, al piombo, quindi la materia biologica pura. Bene, detto questo, vi ricordo inoltre che sicuramente questo ciondolo ha un sacco di qualità che appunto potete anche tenere in considerazione quando magari vi accingete a scegliere un dono per qualcuno che vi sta a cuore, o perfino per voi stessi, perché no, è importante e alla fine è un acquisto che si fa una volta nella vita, ma ad aggiungere insomma la serie di contributi che possiamo mettere a livello professionale al vostro servizio, ci sono anche i protocolli di riequilibrio radiestesico, come vi dicevo, quelle prassi, quelle procedure di radiestesia attiva, ma anche nella maniera più antica e tradizionale della nostra provenienza ermetico-cabalistica, tutta la ritualistica, comprensiva anche dell'aspetto legato ai sigilli, perché anche i sigilli devono essere lavorati tramite ritualistica, quindi esiste tutto il rituale evocatorio delle varie intelligenze, la tracciatura del sigillo, la consacrazione, quindi è un lavoro complesso che viene fatto comunque una volta sola, e da quel momento in poi il sigillo mette in collegamento alcune intelligenze divine che appartengono alle varie Sefirot o, per farvela semplice, ai vari livelli planetari, con il suo possessore. Quindi è come convogliare, no, e collegare le forze che a quella persona mancano a livello astrologico, probabilmente perché nasce già con degli aspetti difficili, dissonanti di alcuni pianeti, piuttosto che certi pesi in alcuni settori della vita, proprio a causa anche di quadrature, opposizioni che in qualche modo poi manifestano una serie di difficoltà che tendono a replicarsi e a ripetersi nel corso della vita, quindi possiamo utilizzare i sigilli a scopo correttivo di questi influssi, oppure a scopo propiziatorio, quindi nella intenzione di attingere a quelle forze in modo sempre benefico nella direzione che auspichiamo. Bene, detto questo, direi di cominciare a rispondere, perché se siete sopravvissuti al pippone della Hilde meritate una risposta. Bene, allora vediamo. Intanto vi ricordo che adesso verrà selezionata una persona, io chiedo se questa persona è presente, se la persona non dovesse essere presente passo a qualcun altro, quindi vediamo Giusy. Sei collegata, Giusy? Sei stata scelta? Fammi solo sapere se ci sei, Giusy.
Io intanto preparo le sibille. La domanda è in sovraimpressione, ma mi farebbe piacere se appunto Giusy rispondesse. Ma non sembra che ci sia, a me non arriva conferma della sua presenza. Vuoi scegliere un'altra persona? Casomai se poi lei dà... ah sì, eccola, ha detto che c'è. Va bene, quindi dopo rispondiamo a Lilla. Ok, Giusy c'è. Vediamo la domanda di Giusy. Vorrei chiedere se Andrea, 17 settembre 85, con cui mi stavo sentendo e frequentando da 2 mesi, si riavvicinerà a me e si farà risentire. Quindi Giusy, 27 gennaio 88. Scusate, ma ogni tanto si sgrana la vista, non tanto la scritta. Quindi vediamo Andrea cosa farà nei confronti di Giusy. Vediamo subito. Ullala. Quindi non vorrei schiacciare la gatta, ma si è messa in una posizione. Allora, gelosia stanza, quindi non so quale tipo di incomprensione ci sia stata, ma potrebbe anche essere veramente collegata a questioni di gelosia o comunque magari la gelosia nei confronti di contatti con altre persone, però vediamo cosa ci dice la stesa riguardo le intenzioni di Andrea. Sai Giusy, questa persona che appare bene, perché come prima battuta in apertura abbiamo comunque il Gran Signore, il che significa che tutto sommato ha quella predisposizione a ruoli, anche tu nei suoi, a ruoli comunque ufficiali. Il Gran Signore spesso è la figura del marito, no, negli ambiti sentimentali, o comunque di una persona che ha un approccio benevolo, di coinvolgimento nei confronti del consultante o della consultante. Quindi partiamo già bene, partiamo con una specie di innamoramento o comunque di un'occasione, molto positiva che può prometteva degli sviluppi nel tempo. Perché dico prometteva? Perché è nella linea del passato, non significa che non possano esserci comunque delle altre situazioni che vedremo via via, ma c'è una situazione però. La situazione sembra legata a un atteggiamento di lui, come se stesse a valutare veramente delle cose, a pesare se ne avesse un vantaggio, se era giusto, se gli convenisse mantenere o proseguire questa relazione. Perché io lo vedo comunque con la carta del militare con un atteggiamento, un piglio piuttosto determinato e forse in alcuni momenti prevaricatore. Può anche essere, non solo, che per certi versi stesse nascondendoti qualche altra cosa, perché a volte il militare, a meno che lui per lavoro non indossi una divisa, può significare, ecco, magari è un dottore nell'arma, ma adesso scherzi a parte, potrebbe comunque aver nascosto l'intenzione di sistemare qualche altra cosa, come se stesse ancora valutando se buttarsi in qualcosa di nuovo o prendere altre strade, altre decisioni. Di fatto, nella linea del presente, alla tua risposta, alla tua domanda, scusami, se lui si farà sentire, sembra proprio di sì, che colga un'occasione. Quindi sembra comunque che cerchi di lasciarsi alle spalle certe cose. Quindi anche magari questo atteggiamento che si vede qua nel militare, quindi magari delle accuse o un modo aggressivo, diciamo così, che può aver tirato fuori, in qualche modo viene un po' rielaborato nel momento del presente. Quindi il presente cos'è? È un po' il periodo attuale, quindi anche i prossimi giorni rientrano in un clima del presente, quindi in un tempo presente. E secondo me
c'è, diciamo così, un'occasione che viene colta proprio per provare a chiarirsi un po', a parlare. Quindi più che parlare a me sembra scriversi, perché ho una telefonata, quindi, non la vedo come un incontro. Però in futuro scusami? Ehm, allora c'è qualcosa che viene detto più avanti, legato a questa possibilità, perché, nell'esito compare una vecchia fiamma, una persona del passato e quindi, diciamo che gli sviluppi immediati sono sicuramente legati a questa specie di chiarimento che può essere, come ti dicevo, telefonico o tramite messaggi. Ma poi c'è un'altra cosa, qui sembra comparire una nuova conoscenza per lui o addirittura non necessariamente nuova conoscenza, a volte il messaggero parla appunto di persone nuove che entrano nella nostra vita, ma anche, eventualmente di persone che veicolano delle informazioni, dei messaggi. Quindi potrebbe intervenire in qualche modo, non intenzionalmente, non in modo negativo, almeno non direttamente nei tuoi confronti, quest'altra donna. Quindi può essere, se lui non ha, adesso io non so se lui, prima di conoscere te o se prima di frequentarti, che tipo di legami abbia costruito nel suo passato, quindi se è stato un convivente, se è stato sposato, questo io non lo so, però la donna maritata potrebbe essere una figura che lui ha avuto importante al suo fianco e che nel prossimo periodo lo bloccherà. Non che intenzionalmente voglia bloccarlo verso di te, ma probabilmente sarà preso da situazioni legate a questa figura e quindi si bloccherà o ti bloccherà. Quindi diciamo che, questa ripresa abbastanza prossima in realtà va poi a interrompersi. E poi guarda qua, qui verranno fuori tutta una serie di bugie che questa persona ti dirà e questo ti piacerà meno, quasi sicuramente. E nell'esito l'amante, vecchia signora, fortuna sospiri, come vedi, sembra poi orientarlo, verso, come ti dicevo, questa figura del passato. Quindi, ehm, comunque si allontanerà, secondo me. Va bene. Benissimo, allora rispondiamo a Lilla che, era in qualche modo stata allora, vediamo un pochino. Lilla, 14 gennaio 93, sto per lanciare un nuovo negozio. Riuscirò ad avere successo? Vediamo. Allora, dovrò mettere neanche gli occhiali, un binocolo per vedere in futuro. Allora, Lilla, dimmi che ci sei, che hai resistito in attesa, prego Giusy, che hai resistito in attesa della risposta che ho dato a Giusy. Vediamo perché sei stata selezionata, vediamo di risponderti. Perfetto, dice che c'è. Mi raccomando, anche il prossimo che verrà selezionato dovrà rispondere subito, prontamente di essere presente, quindi restate collegati. Allora, benissimo, ok, quindi Lilla, vediamo di riprendere però la domanda. Eccola qua. Allora, 14 gennaio 93 è il negozio. Vediamo se andrà bene questo negozio per Lilla. Intanto mando ancora i saluti a tutti, invio ancora i miei più cari auguri per questo 2023. Vediamo un pochino il taglio, dottore malinconia, quindi sicuramente c'è qualche cosa da sistemare che può ancora dare qualche pensiero, oppure magari è un negozio di sanitario, oppure
parafarmacia, non so che tipo di attività tu abbia lanciato, sarebbe curioso saperlo. Allora, l'hai lanciato da sola? Sei accompagnata o in società con qualcuno? Ehm, devi aprirlo? Sto per lanciare, ecco, infatti. Allora, guarda, diciamo che le sibille annunciano subito nella prima linea che ci sono stati un po' di intoppi, forse delle cose da verificare, magari conteggi da eseguire, consulenti da ascoltare. È vero che è così un po' per tutti, però diciamo che è quello che ci annunciano in prima battuta. Tra l'altro, non so se il consulente che hai ascoltato era già nella cerchia delle tue conoscenze oppure se effettivamente ti ha trattato in modo estremamente amichevole, quindi diciamo che ti ha saputo dare dei consigli o comunque c'è qualcuno che ti ha dato delle indicazioni, delle dritte piuttosto valide, che però andranno poi sfruttate al momento giusto. Quindi magari là per là qualcosa non è immediatamente fattibile o ci sono dei contorni un poco chiari, quindi sarà comunque necessario provvedere nel tempo, quindi potrebbe anche essere la sistemazione contrattuale anche della tua stessa posizione all'interno del negozio, piuttosto che di un collaboratore, di un'amica. Quindi diciamo che ci sono degli aspetti così che vengono un po' narrati dalla prima riga. In questo momento sembra che la vera data di avvio sia ancora tutta nell'aria, quindi una volta è una, poi la rimandate, poi cambiate idea, quindi sta partenza e subisce sempre un po' di peripezie, ecco, non è certa, la data non è certa. Inoltre, probabilmente al momento attuale, nel tempo presente, può anche esserci una qualche preoccupazione che sembra essere legata a una persona più grande. Non so se è magari la figura di una mamma oppure di una persona comunque che in qualche modo ehm, probabilmente rientra, no, tra le persone che ti sono intorno e ti stanno dando un negozio di auto, una mano in questo momento. Quindi diciamo che può anche dare l'idea, ah ecco, il negozio di auto non è male con le carte del viaggio e la carta anche, la vecchia signora riguarda anche delle visite, quindi è anche legata ai viaggi, agli spostamenti. Quindi diciamo che ci sono ancora delle cose che vanno un attimo perfezionate, quindi non è proprio domani l'apertura, e attenta anche a cose che possono venire fuori un po' così all'improvviso. In realtà, nel prossimo periodo comunque si mettono a punto delle cose e mi sembra che finalmente avvenga l'inaugurazione. Quindi secondo me sarete pronti entro un mese e mezzo, veramente per l'apertura. Quindi sì, la lancerai e sì, c'è parecchio entusiasmo, voglia di realizzare anche dei punti nel futuro, quindi di ragionare per obiettivi. Il problema è che dovrete fare attenzione o dovrai fare attenzione a un'eventuale proposta che potresti ricevere e che non è proprio delle migliori. Quindi attenzione, non so che tipo e da parte di chi. Sembra comunque riguardare un uomo comunque più giovane. Questa proposta potrebbe in qualche modo o venire bocciata o quindi se c'è magari se la proposta è da parte tua e quindi se questa cosa potrebbe essere una tua iniziativa, è meglio magari vederne bene gli accordi o comunque è la stessa cosa se dovessi riceverla tu, perché questa carta che segue parla di eventi improvvisi che possono in qualche modo interrompere questi piani. Quindi attenta, di per sé l'attività sembra comunque partire bene in un campo solido o comunque qualcosa di sicuro, però
c'è già un primo inciampo e quindi dovrai, sicuramente, risolverlo piuttosto in fretta, ma questo avverrà. La carta della stanza comunque parla di notizie molto più leggere e quindi sicuramente, può anche voler dire che andando a parlare con qualcuno comunque la cosa si mette a posto. Dovrai fare attenzione a qua però, perché secondo me ci sarà una persona che vorrà uscire. Se sei in società, una persona se ne andrà. Negozio di auto. Allora, se ci sarai in società, ci sarà una persona che se ne andrà. Oppure, se sarà un collaboratore, sarà una persona che comunque causerà delle difficoltà. E quindi, prendi bene le misure sulle persone di cui veramente ti circonderai per portare avanti queste attività, perché questo primo inciampo e poi questa figura che veramente sembra intromettersi, sembra magari lavorare alle tue spalle, quindi, mhmm, merita attenzione da parte tua, che magari sei molto zelante e fiduciosa, invece è bene che fin da subito drizzi le antenne e non lasci il timone a nessuno, okay, a meno che non sia proprio qualcuno di estrema fiducia. Però anche in questo caso le sibille comunque annunciano delle difficoltà legate a una figura in particolare che avrai intorno in futuro. Quindi, attenzione, perché probabilmente molti questa persona qua potrebbe, scatenare dei cambiamenti poi nella cosa. Siete solo in 2, vabbè, vedremo lo sviluppo è qua. Allora, benissimo. Allora, vista l'ora tarda e anche un certo grado di stanchezza che, ho addosso oggi, vi ricordo l'appuntamento prossimo, giovedì alle 19, saremo insieme il Marietto Veneziano e la sottoscritta. Spero che riusciremo a donarvi un po' di tempo in più, quindi se non ho risposto a voi questa sera, vi ricordo che potrete tornare giovedì alle 19. Vi aspettiamo, vi aspetteremo a braccia aperte e di nuovo poi il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19. Grazie cari amici, un grande abbraccio.